Una città straordinariamente normale dove ci sia lavoro e sia bello vivere, questa è l'indicazione dell'assemblea cittadina tenuta dall'area progressista di Agrigento in piazza Ravanusella, scelta apposta per mettere al centro un programma il recupero e la rivitalizzazione del centro storico, ora in abbandono. Un'assemblea partecipata, oltre ogni previsione, che ha ascoltato i punti centrali del programma di governo della città, che l'area progressista tornerà a discutere a settembre, facendo proprio anche le indicazioni venute da tanti interventi che hanno protratto l'incontro fino a tarda sera. Moderata dal portavoce dell'area, il giornalista Nuccio Dispensa, nel corso della partecipata assemblea, relazioni e interventi hanno affrontato ataviche emergenze come l'acqua, la mobilità, il centro storico, le periferie e tanti altri problemi in salute. Ha indicato quindi le linee per realizzare ad Agrigento un percorso diametralmente opposto a quello fallimentare dell'attuale amministrazione che in questo 2025 ha saputo dare il peggio compromettendo l'immagine della città con pesanti ricadute nell'economia, con il turismo in testa. Auspicata anche un Agrigento capitale della cultura tutto l'anno e tutti gli anni a venire, capitale della legalità, della trasparenza, dell'accoglienza, un Agrigento capace di prospettare un futuro ai giovani che vogliono restare e a quelli che vogliono tornare. Mai più sprechi, mai più milioni respinti al mittente come quelli che avrebbero potuto risanare il quartiere di Ravanusella, ha detto il portavoce dell'area progressista, mai più progetti chiusi nel cassetto per anni e anni come quello per la mobilità che avrebbe potuto trasformare la città assicurando servizi e vivibilità agli agrigentini. All'assemblea tanti volti nuovi. Intanto Legambiente di Agrigento in tal senso ha subito accettato l'idea di contribuire all'iniziativa, come ha affermato Daniele Gucciardo in rappresentanza dell'associazione ambientalista. Legambiente di Agrigento sin da subito ha raccolto l'invito dell'area progressista a contribuire ad elaborare una proposta di alto profilo culturale e politico. Lo sta facendo perché ritiene che qui, meglio che altrove, il suo ambientalismo, che si misura con i temi legati al servizio idrico integrato, alla gestione del ciclo dei rifiuti, alla mobilità, all'assetto urbanistico e paesaggistico di Agrigento, ma anche alla transizione ecologica ed energetica del nostro paese, al contrasto delle diseguaglianze che sono presenti in tutto il mondo, qui trovano spazio e condivisione. Abbiamo sempre offerto la nostra collaborazione a chiunque ce l'abbia chiesta e lo abbiamo fatto anche con chi poi ci ha alla fine ignorato.